Il centro funzionale decentrato della Regione Veneto ha emesso un'allerta gialla per rischio idrogeologico dovuto a temporali in vigore dal pomeriggio di mercoledì 15 fino alla mattina di giovedì 16 luglio. Secondo le previsioni di ARPAV sono attesi rovesci e temporali che interesseranno inizialmente le zone montane e pedemontane per poi estendersi in serate e nella notte anche alla pianura e alla fascia costiera. I fenomeni potranno risultare localmente intensi con forti rovesci, raffiche di vento e possibili grandinate. La Protezione Civile invita dunque la popolazione a prestare particolare attenzione agli aggiornamenti meteo e a limitare gli spostamenti non necessari durante il passaggio dei temporali. Nel frattempo resta alta l'attenzione anche sul fronte della siccità. La ridotta portata del fiume Adige continua infatti a favorire il fenomeno del cuneo salino, con ripercussioni anche sull'approvvigionamento idrico. Per questo Veritas ricorda l'importanza di utilizzare l'acqua con responsabilità, preferire la doccia al bagno, chiudere il rubinetto mentre ci si lava i denti, utilizzare lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico e recuperare l'acqua, ad esempio quella usata per lavare frutta e verdura per annaffiare le piante, piccoli gesti quotidiani che sommati possono contribuire a preservare una risorsa preziosa.